Abbiamo attualmente attivi 659 letti sui 1000 disponibili. Questo è un dato che sta continuamente aumentando. Per quanto riguarda l'andamento dei posti occupati, abbiamo ancora un aumento. Ad aprile l'aumento delle terapie intensive in Veneto non è stato ripido come a marzo, ma ha registrato comunque una ripresa significativa. Le terapie intensive per malati di Covid superano i 300 posti letto, la metà del totale, registrando una tendenza che potrebbe far toccare il picco di dicembre. Dato positivo è che si sta delineando una riduzione della mortalità in terapia intensiva, nel senso che rispetto al periodo in cui eravamo intorno al 43-44%, sembra che il dato oggi vada a posizionarsi intorno al 35%. La diminuzione dei decessi in terapia intensiva è probabilmente legata al calo dell'età dei ricoverati. I sessantenni sono il 38% e i settantenni il 36%, mentre gli ottantenni sono quasi completamente scomparsi. La situazione è stabile dal punto di vista clinico, ma pesa fino ad imporre la riduzione dell'attività ordinaria dal punto di vista gestionale. Da una parte è stato necessario reclutare ulteriore personale, quindi personale che prima faceva attività di sala operatoria, sia medico che infermieristico, viene trasferito a lavorare in terapia intensiva. Dall'altro però vuole anche dire sospensione delle ferie, vuol dire turni di lavoro più frequenti, perché per quanto si ricorra anche all'acquisto di prestazioni aggiuntive, questo vuol dire che c'è un carico di lavoro in più sul personale. In più, in alcune situazioni si lavora anche, oltre standard, quindi se normalmente un anestesista segue 6-8 pazienti o 6 pazienti in terapia intensiva, adesso ne segue 8 o 9 per riuscire a garantire la copertura.